Sono entrati in funzione stamane per la prima volta a Venezia i tornelli per fermare e deviare i turisti in caso di afflusso eccezionale. I due varchi presidiati dalla polizia locale, polemiche sui social, veneziani divisi. È morto il bimbo inglese, protagonista della lunga battaglia sul fine vita, dolore e commozione sul web. Il governatore Zaia all'Occidente ha fornito una prova di enorme inciviltà. Nei giorni scorsi in sua difesa era intervenuto anche il patriarca di Venezia. Obbligo vaccinale il 30 aprile, ultima scadenza per le famiglie che non sono ancora in regola con la legge. Oltre 21.000 bimbi scoperti e a rischio in Veneto. Manifestazione e corteo a Chioggia contro la realizzazione del deposito di GPL a poca distanza dall'abitato. In 2000 a marciare per le vie della città. Studenti di una scuola media sorpreso in classe dal prof con un video porno sul cellulare. Il ragazzino costretto a pulire i bagni per 2 giorni per punizione accade nel Trevigiano. Razzia sciocca a Vicenza, i ladri non si fermano nemmeno di fronte all'AIL, razziate le offerte per sostenere la lotta alla leucemia. La Lega insorge contro un'ipotesi di governo, Movimento 5 Stelle e PD, per il Carroccio Veneto soluzione antidemocratica, meglio andare al voto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che parla subito di Venezia, perché da stamani si fa sul serio. Era annunciato il provvedimento sperimentale dei tornelli, così come voluto dalla giunta di Luigi Brugnaro per il centro storico. I 2 varchi sono stati attivati stamattina dopo essere stati posizionati nel pomeriggio di ieri. Allora noi siamo andati subito a controllare com'è la situazione a Venezia con la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, al telefono. Buongiorno da Venezia. Come era stato annunciato nei giorni scorsi, al via da oggi l'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro per gestire i flussi in città in occasione del ponte del 1° maggio e anche in via sperimentale. Sono state istituite delle deviazioni obbligatorie attraverso l'apertura e la chiusura dei tornelli, perché in caso di troppa calca per il ponte di Calatrava e soprattutto davanti alla stazione di Santa Lucia si potrà transitare solamente con la carta Venezia unica e così i turisti cosiddetti mordi e fuggi saranno costretti a seguire altri itinerari. Il posizionamento delle barriere è stato controllato passo dopo passo dagli agenti della polizia locale e infatti l'ordinanza prevede che il comando di polizia locale metta in atto anche una serie di misure qualora l'afflusso di gente a Piazzale Roma e negli altri punti clou della città diventassero troppo ingenti e affollati. Ci saranno comunque aggiornamenti in tempo reale anche attraverso i canali social e web del Comune di Venezia e la situazione sarà monitorata passo dopo passo dalle telecamere. Potrebbero anche essere deviati gli itinerari a Cannareggio e nella parte di Sestiere di Castello limitrofa a San Giovanni e Paolo e le alternative potrebbero essere quelle di San Rocco, i Frari, San Polo, Rialto, Santa Margherita o San Barnaba, l'Accademia, Campo Santo Stefano, San Maurizio. Attenzione però anche al traffico acqueo con i lancioni pronti a riversare migliaia di turisti dalle spiagge che saranno così spostati dal bacino di San Marco con degli approdi dedicati appositamente in fondamenta 9. Da Venezia per ora è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, situazione per adesso abbastanza tranquilla a Venezia. Ci sarà un punto della situazione fra poco con il comandante della polizia locale Marco Agostini. Un dibattito quello sui tornelli, sulle deviazioni del flusso e su questa prova sperimentale a Venezia che è acceso da giorni, da quando è stata istituita questa sperimentazione. Ne ha parlato stamane alla Voce del Mattino anche il sottosegretario Pierpaolo Baretta, veneziano appunto, che Venezia la conosce bene. Sentiamo cosa dice a proposito proprio dei tornelli. Da qualche parte bisogna cominciare. Perché effettivamente l'invasione dei turisti a Venezia è insostenibile. Se i tornelli servono più che a bloccare, a riorientare e a riorientare per altre strade, diciamo
l'idea ha una sua logica. Penso al flusso di persone che vanno per lavoro, che vanno in regione, lì bisogna capire come funziona, ecco, non voglio entrare nel merito. Sicuramente l'idea di distribuire diversamente l'afflusso dei turisti, ma io penso ad esempio San Giuliano e Fusina da utilizzare come punti di partenza verso Fondamente Nuove e verso Zattere. Ho visto che il sindaco ieri è andato a vedere, insomma, cosa può succedere in Fondamente Nuove. Già quello sarebbe importante. Che tutti vogliano andare a San Marco è comprensibile, che tutti debbano fare Strada Nuova e Campo San Bartolomeo non è necessario. Ed ora la notizia del piccolo Alfie Evans che non ce l'ha fatta, è morto nella notte il bimbo affetto da una rara malattia, ricoverato a Liverpool e protagonista di una lunga battaglia tra gli operatori sanitari inglesi che volevano staccare la spina del respiratore, un vasto movimento che ha supportato i genitori nelle richieste di mantenerlo in vita. L'annuncio della morte arrivato su Facebook da parte dei genitori: al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2:30, i nostri cuori sono spezzati, hanno scritto i genitori. Grazie a tutti per il sostegno. Dolore e commozione sul web, moltissimi i messaggi. Il cosiddetto mondo civile ha fornito l'ennesima prova di enorme civiltà. Ciao Alfie, che la terra ti sia lieve, quanto ha scritto il presidente del Veneto Luca Zaia in un post sulla sua pagina Facebook. Nei giorni scorsi sulla vicenda del bimbo, lo ricorderete, era intervenuto anche il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. La vicenda è molto triste, aveva scritto il presule, perché chiama in causa la civiltà e la cultura, il diritto e la giustizia, le istanze etiche attorno a cui si fonda la vita di un intero paese, di molti popoli, di una nazione, di un intero continente. L'Europa, che purtroppo ancora una volta, aveva scritto il patriarca, ci lascia profondamente delusi per come non riesce a trattare una questione delicatissima e così lancinante. Il patriarca aveva anche lanciato un appello perché venisse curato in Italia, un appello che evidentemente non è servito, perché il piccolo Alfie non ce l'ha fatta ed è appunto morto la scorsa notte. Adesso parliamo di obbligo vaccinale. Resta alta la questione, resta in primo piano, perché lunedì il 30 aprile c'è l'ultima scadenza per le famiglie che non sono ancora in regola con la legge. Sentiamo. Oltre 21.400 i bambini veneti completamente scoperti dalle vaccinazioni obbligatorie, di questi 8.900 rientrano nella fascia 0-6 anni. I dati di un report della Regione arrivano alla vigilia della scadenza del 30 aprile, quando scatteranno le esclusioni dagli asili e le sanzioni per le famiglie i cui figli non vaccinati frequentano le scuole dell'obbligo, cifre che secondo il Corvelva sarebbero molto più elevate. Ci sono persone che erano coperte, avevano intrapreso l'iter vaccinale, per cui secondo la legge che c'era prima erano in regola con la legge, adesso hanno fatto magari la prenotazione per mettersi a posto e con l'arrivo della legge non proseguiranno nelle vaccinazioni. E perché hanno deciso di non continuare tutto l'iter? Il popolo, vedendo un obbligo, quello che è lievemente informato non prosegue. Questi sono stati mesi di incontri informativi e di lavoro per le ULSS impegnate a contattare i genitori per sensibilizzarli sull'importanza delle vaccinazioni. Eppure i numeri parlano chiaro, cifre alle quali vanno aggiunte quelle relative ai minori parzialmente vaccinati, che in Veneto sono poco meno di 87.000 nella fascia 0-16 anni. Di questi oltre 22.500 tra i 0 e i 6 anni. E spiega il Corvelva, arrivano già notizie dei primi bimbi esclusi. Abbiamo avuto notizie di un bambino escluso a Belluno, o forse 2, e qualcuno sul Veneziano e su Rovigo. Purtroppo anche qui c'è da dire che la colpa è stata soprattutto dei milioni di circolari, delle 1000 circolari che sono arrivate. Siamo in una giungla di interpretazione. Secondo i dati del Corvelva, Vicentino e Bellunese le zone in cui si registrano le coperture più basse. Per assurdo, lo zoccolo più duro è dove ci sono le coperture più alte. Lo zoccolo duro c'è su Treviso, lo zoccolo duro di persone che hanno deciso di non proseguire. E se guardate, Treviso ha le coperture alte. Dunque vedremo cosa accadrà lunedì 30 aprile. Intanto andiamo a Chioggia, perché stamane era prevista e è stata data in scena la manifestazione, il corteo di protesta contro la realizzazione del deposito di GPL, una battaglia che va avanti da mesi. Per noi a Chioggia a seguire la manifestazione c'è Tommaso Stoppa. Sentiamolo, Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Chioggia, dove alle 9:30 di questa mattina è iniziata
la manifestazione ancora in corso contro il deposito di GPL che sta venendo costruito a meno di 300 metri dall'ingresso dell'abitato. Sono circa 2000 le persone che hanno sfilato in corteo e che in questo momento si trovano di fronte al cantiere di questa contestatissima opera, e le adesioni arrivano un po' da tutta la società civile chioggiota, e anche i commercianti del centro hanno deciso di chiudere i loro negozi dalle 9:30 di questa mattina in segno di protesta. Presenti anche molti parlamentari neoeletti, soprattutto di PD e Movimento 5 Stelle. Si parla di una città che in tutte le sue componenti sociali, a partire naturalmente dall'amministrazione comunale, chiede di cambiare politica, di dire no a quest'opera che viene definita a rischio di incidente rilevante per i rischi che evidentemente porterebbe per la popolazione. Per il momento da Chioggia non abbiamo altro da segnalare, la situazione è piuttosto tranquilla, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Restiamo nel veneziano per parlarvi dei due casi di scomparse. Lo ricorderete, abbiamo parlato ieri, c'è un lieto fine e ancora un giallo da risolvere. Lieto fine per il ritrovamento della 44enne Francesca Boni, che vedete nella foto, della quale la famiglia aveva denunciato la scomparsa, non riuscendo a contattarla più dallo scorso 10 aprile. La donna, originaria di Verona ma residente a Venezia da qualche tempo, è stata trovata dai carabinieri in casa di un amico a Venezia, però non è ancora chiaro il motivo del suo allontanamento e anche del silenzio con la famiglia, che soltanto proprio nelle ultime ore aveva lanciato l'appello anche sui social. Invece non c'è ancora nessuna notizia della 14enne di Pieve di Cadore, svanita nel nulla dopo che il suo cellulare è stato agganciato per l'ultima volta a Venezia, a Sant'Elena. La ragazzina che vedete nella foto aveva manifestato l'intenzione di voler andare a Venezia per vedere una mostra a Palazzo Zaguri sulle torture e pene capitali nella Serenissima. Le indagini e la ricerca della ragazzina sono in corso, ovviamente chiunque la vedesse è pregato di contattare i carabinieri a Venezia per poter dare informazioni su questa ragazzina e quindi cercare di dare un po' di speranza a una famiglia certamente nell'angoscia a Pieve di Cadore. Adesso nella Castellana, ieri abbiamo parlato, siamo nella Marca Trevigiana, dei ragazzini sospesi perché si facevano i video in classe. Ancora dalla zona della Castellana, ancora una scuola media, questa volta però è uno studente che viene pizzicato dalla prof con un video porno sul cellulare. Non solo portava lo smartphone a scuola, ma lo utilizzava per guardare video pornografici, esibendoli orgogliosamente anche ai compagni di classe. La voce della bravata del ragazzino si era rapidamente diffusa nell'istituto, una scuola media della Castellana, tanto che gli insegnanti hanno deciso di verificare, scoprendo che purtroppo era vera. Sul cellulare dell'alunno era stato infatti scaricato un video porno. Informati i genitori, la scuola ha deciso per una sanzione rieducativa, facendo pulire i bagni della scuola per 2 giorni al giovanissimo studente. Un episodio che arriva a pochi giorni dall'altro caso, sempre nella Castellana, che ha visto protagonisti 3 allievi di una scuola media. Si erano filmati in classe con lo smartphone nonostante il divieto di usare il cellulare in classe ed avevano postato il video su Instagram. Un problema sempre più diffuso, quello dell'uso spregiudicato dei telefonini da parte dei ragazzini dentro e fuori le scuole, con conseguenze talvolta molto gravi, dalla diffusione di materiale pornografico, come in quest'ultimo caso, ai numerosi episodi di cyberbullismo. Restiamo nella Marca Trevigiana con la cronaca, perché le forze dell'ordine, la Digos, cerca sarebbero in 4 gli esecutori materiali dell'aggressione avvenuta qualche giorno fa a Vittorio Veneto contro un cittadino marocchino, 43enne, e la figlia 13enne, di ritorno da una partita. Intanto proprio il papà parla ai nostri microfoni. Veramente una brutta esperienza, veramente una brutta. Non abbiamo fatto niente di male. È ancora sotto shock l'uomo di origine marocchina aggredito da un gruppo di ultras del Treviso Calcio dopo la partita di mercoledì scorso a Vittorio Veneto. Mentre si avviavano al pullman, terminato il match, i tifosi hanno incrociato l'uomo di 43 anni, marocchino, che stava rincasando assieme alla figlia di 13 anni. Una roba incredibile, veramente sono animali, non sono gente queste qua. Dentro là, calci, pugni, tutto quanto. Non abbiamo fatto niente a loro, niente.
Il pretesto dell'aggressione sembra sia iniziato per colpa della maglia che indossava. Togli la maglietta, fai schifo, ho cominciato a spingermi. Gli ultras hanno apostrofato l'uomo con insulti a sfondo razzista e poi sono passati alle mani. Richiamato dalle urla un vicino di casa del marocchino, connazionale, che una volta sceso nell'androne del palazzo è stato aggredito con violenza dagli ultras. Botte, hanno rotto i vetri, vasi, le mie figlie dietro di me, veramente una giornata bruttissima. Animali, sono animali. Il tutto sotto gli occhi atterriti della bambina, che ha rischiato pure lei di essere colpita. Sua figlia è ancora sotto shock? Sotto shock. Quel giorno non voleva neanche andare a scuola. Anche oggi. Non voleva neanche andare a scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Digos. I 2 marocchini sono stati medicati, uno ha il naso fratturato, l'altro ha riportato lesioni varie con una prognosi di 7 giorni. Al momento non è ancora stata formalizzata la denuncia e sembra che la famiglia marocchina non abbia intenzione di farlo anche per paura. Noi non vogliamo niente, non vogliamo andare avanti, chiuso qua, basta. Avete paura, signore? Sì, tanto. Il presidente del Treviso Calcio preferisce non commentare l'accaduto in attesa di avere informazioni più precise dalle forze dell'ordine. In curva fra i tifosi c'è gente per bene, ha detto. Nonostante questo non sia un episodio isolato, lo scorso ottobre un gruppo di ultras biancocelesti in trasferta a Portogruaro era stato protagonista di una violenta rissa con un gruppo di migranti ospitati in una struttura poco distante dallo stadio. A Vicenza adesso, con ladri che non si fermano di fronte a nulla, nemmeno di fronte alla sede locale dell'AIL, rubano le offerte per la lotta contro la leucemia. Vicenza, ladri alla casa alloggio della sede dell'Associazione Vicentina per le leucemie e i linfonodi in Viale dal Verme. I ladri hanno divelto la piccola cassaforte dell'associazione sradicandola addirittura dal muro di una parete. Chissà cosa pensavano di trovare all'interno della sede che ospita gratuitamente i pazienti provenienti da fuori città e chiamati a sottoporsi a dei controlli o ad altre cure mediche al San Bortolo oppure i loro familiari. I ladri hanno messo tutto a soqquadro e alla fine se ne sono andati con 3 computer con i dati delle attività dell'associazione e i soldi che c'erano nella cassaforte, circa 4.000 euro, frutto della campagna di solidarietà lanciata a Pasqua dall'AIL attraverso l'ormai tradizionale vendita delle uova di cioccolato. La politica adesso sta per iniziare con la fine di questo weekend una settimana cruciale per il governo perché come sappiamo giovedì ci sarà il direttivo, la direzione del Partito Democratico per decidere se accettare o meno l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Sono giorni cruciali dunque e intanto però la Lega in Veneto è in rivolta contro quello che definisce una ipotesi antidemocratica. Siamo veramente all'assurdo, cioè ci troviamo di fronte che chi ha perso clamorosamente le elezioni oggi si trova con la possibilità di governare di nuovo questo Paese, con la complicità del Movimento 5 Stelle che hanno fatto un'intera campagna elettorale e fino alla loro nascita nel 2008 hanno criticato il Partito Democratico. Quindi veramente ci troviamo in una situazione drammatica dove la democrazia a mio parere non ha più alcun senso. Una proposta delirante e offensiva per gli elettori. Così i leghisti veneti bollano l'ipotesi di un governo 5 Stelle PD. Se per il capogruppo in regione Nicola Finco sarebbe uno schiaffo al risultato uscito dalle urne il 4 marzo, il presidente della prima commissione Marino Finozzi sottolinea come ad aver vinto le elezioni non siano stati i grillini ma il centrodestra unito. Non solo è una proposta sbagliata, sostiene, ma anche difficile da realizzare. Se ne sono dette di tutti i colori per anni e adesso mettersi a fare un governo credibile e duraturo non vedo lo spazio. L'ipotesi più plausibile, secondo Finozzi, è quella di un governo del presidente che traghetti verso le urne nel 2019 dopo aver fatto una finanziaria e una nuova legge elettorale. Altre maggioranze, riflette, non sembrano possibili. La Lega non ha nessuna intenzione di tradire gli alleati con cui si è presentata alle elezioni del 4 marzo e quindi si va avanti o con tutti o con nessuno, anche perché altrimenti andare a fare da stampelle 5 Stelle, andare a fare minoranza quando noi abbiamo vinto le elezioni mi sembra poco opportuno. Record di infrazione e multa salata per un automobilista fermato in Alta Padovana.
La patente ai carabinieri della stazione di Tre Baseleghe, che l'avevano fermato per un normale controllo in centro a Massanzago, non l'ha potuta mostrare, non perché l'avesse dimenticata, ma semplicemente perché non l'ha mai conseguita. Non solo, il 36enne di Noale era al volante di un'auto senza assicurazione e con la revisione scaduta. Oltre al sequestro del mezzo, il carico delle sanzioni che gli sono state elevate supera i 5.000 euro. E intanto, sempre nel Padovano, a Selvazzano Dentro, raddoppiano in un anno le multe. Dalle quasi 8.000 multe del 2016 alle oltre 16.000 del 2017, oltre a 2 tiredi alla zona di traffico limitato, la parte del Leone a Selvazzano la fa l'implacabile autovelox piazzato in tangenziale dall'ottobre dello scorso anno, che continua a non concedere sconti a chi supera i 70 km orari. La cifra totale delle contravvenzioni sfiorerebbe i 2 milioni di euro, di cui più di 1,5 milioni nel comune di Selvazzano Dentro. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta, alla prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo adesso di raccolta del sangue, donazione del sangue, con l'Avis che lancia l'allarme. Le donazioni sono in calo un po' in tutto il Veneto, allora anche una partita solidale può aiutare a lanciare questo appello. Donazioni di sangue in calo in tutto il Veneto, con Venezia tra le province in cui ce n'è più bisogno. In particolare dal centro trasfusionale dell'ospedale All'Angelo di Mestre si registra una carenza di gruppi A negativo e 0 negativo. L'appello dell'Avis è emergenza. A raccogliere la richiesta e divulgare la manifestazione della Giornata del Cuore i giornalisti di TV Pressing, anche in occasione di mezzo secolo di storia dell'Avis regionale, che si terrà il prossimo 5 maggio, sabato, nella triangolare di calcio di Mirano. Nel weekend della festa della mamma, tra l'altro, quindi anche una data particolarmente significativa. E l'altro elemento importante, cominciano i festeggiamenti per i 50 anni dell'Avis regionale. TV Pressing, che è la squadra dei giornalisti che si è prestata per questo evento, è testimonial dell'Avis, e quindi insomma ci siamo messi tutti assieme sperando, uno, di portare un po' di gente allo stadio di Mirano alle 15:30 di sabato 5 maggio e l'altro anche però fare un'opera di sensibilizzazione. In calo con le donazioni di sangue e i donatori pure i medici trasfusionisti. La richiesta dell'Avis regionale: occorre invertire la tendenza. La realtà è che c'è anche sempre una maggiore richiesta di sangue, tra l'altro. Proprio anche nell'ultima assemblea regionale dell'Avis è stato chiarito ad esempio che sono aumentati molto i trapianti. Questo ovviamente per fortuna è un bene, vuol dire che si salvano tante persone, però i trapianti necessitano di molto sangue. Con i giornalisti in veste di calciatori anche la squadra delle vecchie glorie con i piccoli pulcini della Mirenese, prima tappa di avvicinamento e festeggiamenti anche del centenario del gruppo, tutti uniti nel nome della donazione di sangue. Ed ora torniamo a Treviso per parlare della memoria della guerra, della seconda guerra mondiale. In questo caso il 7 aprile c'è stata la ricorrenza del bombardamento della città, ma c'è anche una mostra che parla del bombardamento, una mostra nella sede dell'associazione Mutilati e Invalidi di Piazza Pio X, che sta continuando, e sono immagini che raccontano il prima e il dopo. Il prima e il dopo, la Treviso d'inizio Novecento e la devastazione, quindi la ricostruzione con canoni che hanno ridisegnato il volto della città. E poi i visi, quelli dei bambini che quel tragico venerdì santo persero la vita, Giorgio, Teresa, Beppino e tutti gli altri. E ancora le istruzioni alla popolazione affisse nelle scuole in caso di attacco chimico, rappresentazioni di allora che richiamano una tragica attualità. In mostra fino al 27 maggio nella sede dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Piazza Pio X, Rivelazioni, l'esposizione dedicata dall'Associazione Il Doge al bombardamento del 7 aprile 1944. Questa mostra parte dal 42 al 45 e raccontiamo tutti i fatti salienti successi in Italia e naturalmente i 4 bombardamenti che hanno devastato Treviso. Ecco, naturalmente mietendo molte vittime. Sì, soprattutto nel primo bombardamento che tutti riconoscono, tutti conoscono, che è il 7 aprile, con 1200 trevigiani e 400 tedeschi. Vittime che la città ha iniziato a commemorare solo negli anni 90. Prima, su quei fatti, non c'era che il silenzio di testimoni rimasti muti dopo quell'orrore, quella devastazione. Si è riusciti nel tempo anche a far riscoprire il 7 aprile, perché molti non sapevano neanche cos'era, e quindi fa sentire anche proprio il dolore che ha avuto la città in questo frangente.
Cos'è stato il 7 aprile? Il 7 aprile è stato un bombardamento terroristico, bisogna anche dirlo, sotto certi punti di vista, per uccidere 2 persone che erano all'albergo Stella d'Oro. Molti mi daranno del pazzo, però ci sono parecchie notizie che fanno proprio, ci fanno capire queste cose qua, oltre naturalmente anche a un testimone, che c'era Kesselring e Graziani all'albergo Stella d'Oro. E quindi per demolire l'albergo Stella d'Oro hanno distrutto una città? Hanno distrutto una città con bombe da demolizione per essere sicuri al 100%. Infatti i nodi ferroviari, noi abbiamo le mappe, non sono stati neanche colpiti. È tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo. Sarà in prevalenza stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di sabato 28 aprile. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori alpini, anche con isolati piovaschi associati, ma migliorerà entro la serata. Temperature minime comprese tra 10 e 14 gradi, massime nuovamente in aumento, oscillanti tra 22 e 26 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Concludiamo con le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti tra 24 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo instabile con qualche nube in più sui settori meridionali della nostra regione, anche con qualche rovescio o temporale associato. Migliorerà con fenomeni in cessazione entro la nottata. Temperature minime comprese tra 12 e 13 gradi, massime invece che si attesteranno tra i 23 e i 25 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.